Fondamentalmente siamo preoccupati per quello che è il disegno di legge Calderoli, che dovrebbe approdare al Senato il 16 gennaio per una sua prima discussione. Bisognerebbe far chiarezza e portare anche a conoscenza della nostra categoria, ma del mondo, della cittadinanza, quali potrebbero essere le conseguenze di un'autonomia differenziata. E ovviamente abbiamo scritto la conoscenza non si spezza, ma abbiamo anche scritto l'Italia è unica e io aggiungerei indivisibile, come stabilisce la Costituzione all'articolo 5. Quindi la conoscenza non si spezza, poter ipotizzare che ci siano 20 sistemi regionali di istruzione e non capendo effettivamente come si dovrebbe poi declinare nella sua progettazione e programmazione, questo ovviamente avendo ricevuto già dei segnali pericolosi, di preoccupazione, di intrusione anche da parte della Regione Veneto nel sistema scolastico, riteniamo che l'istruzione e tutto il comparto debba essere difeso. Io credo che la scuola, l'istruzione tutta debba rispondere a quelli che sono i principi costituzionali, offrire le stesse opportunità ai ragazzi in tutta Italia. Presumo che lo sviluppo della persona stia dentro a un percorso formativo, è sicuramente fondamentale mantenerlo tutto l'arco della vita e soprattutto offrire ai capaci e ai meritevoli, cosa che ci siamo dimenticati, di avere l'occasione di poter ritornare a quello che era molti anni fa un ascensore sociale dove potevamo aspirare in un futuro migliore del Paese.